buonasera a tutti quanti i nostri ascoltatori. Buonasera. Ci ritroviamo alla Montanella di Arquà Petrarca per questo matrimonio tra la cucina padovana e il vino Lessini Durello. Oggi a nostra sposa vestimo con un primo piatto. Un primo piatto che Anche bisogna togliersi che tanto ne di dà un po' di cappello. buon umore. Ecco, femo un buon risotto col vino Durello. Noi altri che avevamo voluto darghe un'innovazione con dei stilacci. Dopo gli mettiamo sopra e basta. E risotto, se vuoi però è risotto. Ecco. Però che voi sono segreti. Allora, intanto prima, il riso, i prodotti. il riso Ecco, da il dove? riso, Dove andiamo a riso, torlo, coltivarlo? il riso tirarlo su? questo è di un'azienda che sia Gran Tortino, che sia fra Padova e Vicenza proprio. È dell'azienda dei Tacchi, che è veramente molto molto buono. Però, sì. ecco, Un riso Carnaroli. Nel Veneto i risi buoni, ecco, si spreca perché da Isola della Scala. Questo è stagionato. Questo Contrariamente a quello che si crede normalmente che il riso deve essere fresco, invece la stagionatura rende il riso più consistente, quindi si presta bene a fare risotti. Quindi per il nostro risotto abbiamo scelto un riso anche un po' stagionale. Certo, allora prendiamo, prima femo il brodo intanto, a parte, lo femo sempre con sedano, carote e cipolla. E se prepariamo il brodo. A parte prepariamo un po' di cipolla tritata e la mettiamo a scottarsi un poco con l'olio extravergine e che buttiamo dentro il riso. E lo tostiamo e cominciamo a sontare vino e brodo alternativamente. Una volta che sontiamo il brodo e una volta che sontiamo il vino per la cottura può essere questo? Durello. Sempre questo dei Lessini. Quindi va benissimo. Che avrei scommesso che avressimo usato il Durello, guarda. Non pioveva. Fa dire che si può usare vino anche in cucina, non occorre che sia ma certamente, ma viene fuori, se è di qualità meglio. Ma con questo viene fuori un risotto eccezionale. Veramente, se puoi aggiungere anche dei fiori di zucca fritti sopra, se puoi aggiungere tantissime anche della burrata. Nel nostro caso il vino, il risotto come si chiama risotto col Durello, proprio perché se proprio è il vino in questo caso che permette al riso di cuocere. Un altro segreto per fare un buonissimo risotto è che la fiamma sotto del riso deve essere alta. Da saltare e da scotarte in mano. Cioè col fuoco lento resta un riso. Resta un riso scotto fuori e cotto dentro proprio. Allora, che in più vedo ecco, che Tite ha scelto anche di fare un'aggiunta alla ricetta questi tradizionale. stilacci perché mi richiedeva un qualcosa di un po' più corposo per il risotto. A fine cottura che femo la mantecatura con un po' di burro e del formaggio grana. Ecco qua il nostro. Ecco, questo è il nostro risotto come che lo presentiamo con questa foglia di vite che ne ricorda il Durello, il risotto e i stilacci sopra. Benissimo, proprio un piatto che te fa venire da mangiarlo con gli occhi, però parla. Beh, qui l'abbinamento, visto che il risotto è stato fatto con il Durello metodo Charmat, naturalmente in questo caso si usa lo stesso vino. È uno Charmat, quindi un vino fresco, acidulo, che è ottimo con questo abbinamento con il riso, con gli sfilazzi che fra l'altro hanno una nota anche leggermente affumicata, quindi aiuta ancora meglio perché la fumicatura ha questo problema di essere tolta solo con un vino che abbia una certa consistenza. Tra l'altro diciamo che il nostro territorio è un territorio assolutamente ricco di vini e però che abbia queste caratteristiche non ne è tanti, vero? La sapidità poi di questo vino perché è ottenuto su dei terreni vulcanici, su dei terreni calcarei, silicei, che danno questa nota sapida anche al prodotto e di conseguenza un vino molto piacevole che naturalmente e soprattutto godibile, bevibile. Quello che qui del Durello dice Durello tutto un altro bere. E soprattutto Durello tutto l'anno sicuramente. Invece qua sui colli noi altri diciamo chi che lavora magna. E chi non lavora magna e beve.